Al momento quella della intimidazione è la pista battuta dagli inquirenti per risalire a movente d'autore del macabro messaggio di morte indirizzato a Don Angelo Chillura, parroco della Chiesa dell'Immacolata, dopo essere stato per diversi anni alla guida della parrocchia San Pio X al villaggio Peruzzo. Davanti alla porta di casa sua in via Pirandello ad Agrigento qualcuno ha lasciato una volpe ammazzata a colpi di fucile, un proiettile inesploso e una bottiglia d'acqua. Don Angelo Chillura, appena uscito da casa, ha fatto la terribile scoperta. La volpe sarebbe stata uccisa nelle ore precedenti, secondo quanto accertato da un veterinario dell'ASPI chiamato sul posto dai carabinieri, che agli ordini del tenente Nicolò Morandi hanno avviato le indagini. L'ipotesi degli investigatori, ma è soltanto un'ipotesi, sul significato di quella volpe, del proiettile e della bottiglia d'acqua lasciata sopra la carcassa dell'animale è davvero allarmante. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere poste nella zona da parte di commercianti e il video già in possesso delle forze dell'ordine. Il sacerdote è stato ascoltato dagli inquirenti, dichiarandosi incredulo e rammaricato di quanto accaduto, non avendo mai ricevuto pressioni o minacce. Prete è impegnato fortemente nel sociale, tant'è che si occupa della distribuzione di viveri agli immigrati, in prima linea della lotta contro Cosa Nostra. Nel 90 Don Angelo scrisse un libro sulla coscienza della Chiesa sul fenomeno mafia e insegnante di teologia al seminario arcivescovile. Il 20 ottobre del 2007 Don Angelo fu vittima di un altro pesante ed inquietante episodio, l'incendio della sua autovettura, un Alfa 147, avvenuto all'interno della piazzetta Don Minzone ai piedi della cattedrale. Oltre all'auto del sacerdote, le fiamme danneggiarono anche un furgoncino. E ovviamente l'intimidazione a Don Angelo ha provocato reazioni e commenti. Solidarietà dal presidente della Camera di Commercio, Vittorio Messina, che definisce grave l'episodio e si augura che presto le forze dell'ordine facciano piena luce. E anche il consigliere comunale Antonio Cicero esprime solidarietà al sacerdote.